Stai caricando l'arma? Sì, non posso spararti sulla... Non è il caso, dici. Ultimo giorno di scuola baciato dal sole per gli studenti del Trevigiano. Al suono della campanella scatta ufficialmente l'estate e fiumi di ragazzi si riversano lungo le vie del centro o sulle mura cittadine per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Ma un po' di cori, solite canzoni, insomma. Prosecco. Prosecco. No, voleva dire gavettoni. Sono felice perché ho studiato tanto e quindi adesso mi rilasso. Vacanza. Non si studia sicuramente. Picnic con i compagni, un aperitivo al bar, qualche lancio con le pistole ad acqua, ma l'impressione generale è che la festa quest'anno sia rimasta confinata entro il recinto di una surreale sobrietà. Ah, guardi, io ho finito scuola ieri, quindi partiamo da questo concetto. Io sono un caso più unico che raro. Ieri semplicemente abbiamo passato una tranquilla giornata a scuola e poi con la classe, ho finito il quarto anno anch'io di liceo classico, siamo andati a festeggiare andando a pranzo al sushi. Ma stamattina tranquillo in realtà, non ci hanno lasciato fare troppe trasgressioni. Dura poco la festa perché insomma gli esami sono il 20 giugno. Quindi... Si fa festa tutto l'anno. E forse proprio l'incertezza sull'esame di maturità, quest'anno con le novità introdotte dalla recente riforma, ha contribuito a frenare gli entusiasmi degli studenti di quinta, con la testa già sui libri. E adesso vedremo questa sorpresa, perché quest'anno sarà tutto diverso. Penso che il sentimento generale sia un po' questo, di prendere le cose come vengono, dato che le carte in tavola sono state cambiate durante l'anno. Quindi anche questo esame sarà un po' dato dalla fortuna. Abbastanza un panico perché gli esami sono un gran casino per come li hanno fatti quest'anno. Come sono gli esami quest'anno? Disorganizzati perché comunque le ultime informazioni le abbiamo avute all'incirca un paio di settimane fa e quindi c'è poco tempo per chiarirsi le idee e prendersi avanti col lavoro, diciamo. Quindi è tutto fatto all'ultimo momento. Quindi oggi diciamo un breve pausa di festa e poi? E poi si studia, piangiamo, cosa potremmo fare altrimenti? E se a Montebelluna le fontane del centro sono state prosciugate per evitare tuffi ed eccessi, la fontana di San Leonardo a Treviso, abituata ormai ad essere piscina per una mattinata, si è sentita lungamente snobbata, fino a quando questi ragazzi hanno pensato bene di ricucire il filo con la tradizione.